vediamo chi carica il destro, sfonda la porta chi, Buca per Marcelinho, il Toro Ghi che si è fatto trovare pronto sul secondo palo, triangolo perfetto, Alex bloccato da Guerra, si gira bene e la grande parata del portiere poi Amici del Futsal, buonasera da Matteo Santi e Marco Angelini e benvenuti a Cisterna per il posticipo della 21esima giornata di Serie A. Questa è Roma, scontro Sandro Abate Avellino, partita dal sapore playoff con i giallorossi quinti e i neroverdi ottavi in piena lotta per un posto nella post-season. La Roma si presenta in quello che è senza dubbio il miglior momento della sua stagione, 4 vittorie in fila, la squadra di Reali non le aveva mai fatte fino a questo momento, c'è riuscita in questo febbraio in cui ha cambiato di fatto marcia, trovando un equilibrio fra la fase difensiva e quella offensiva, perché se infatti la produzione di gol non è mai stata un problema, con 3 giocatori in doppia cifra, perché Fortino è ancora il capocannoniere della Serie A attualmente con 19 reti, Marcelinho a 15 e Dimas completa il Monster Trio con 13 gol. Sono appena 5 quelli subiti nelle ultime 4 partite ed è il miglior segnale possibile per una Roma che nella prima metà di stagione di gol ne aveva subiti tanti, per non dire troppi. Si presenta invece più che rimaneggiato il Sandro Abate di Avellino, che oltre alle squalifiche di Ghi, Galletto e Di Luccio oggi deve rinunciare anche al suo portiere titolare Parisi, allo spagnolo Alex e al talentino Laverendi. È emergenza assoluta per Piero Basile, ma avellinesi che nonostante questo arrivano da un periodo molto prolifico e sono in striscia positiva da 5 partite con 4 vittorie e un pareggio, che hanno permesso ai campani di consolidare un ottavo posto che li vede attualmente a più 5 sulla Came Treviso, prima inseguitrice. Tra poco entriamo nel vivo della partita, prima però ci prendiamo un minuto di time out. Roma Sandro Abate ci aspetta. Rieccoci tornati in diretta dal palazzetto dello sport di Cisterna di Latina per questo posticipo della 21esima giornata di Serie A. Roma, Sandro Abate, le squadre fanno in questo istante il loro ingresso sul terreno di gioco, comandate, capitanate dagli arbitri, la signora Martina Piccolo di Padova, poi Mancuso, Ciccarelli e Romano al crono. Marco, abbiamo raccontato mentre entrano le squadre, Roma in maglia giallo-rossa, Sandro Abate in giallo-blu, accompagnate anche dai bambini della scuola calcio del Latina Calcio a 5, delle difficoltà con cui si presenta oggi il Sandro Abate, molto molto rimaneggiato. Buonasera Matteo, ben ritrovati i nostri amici a casa. Ho avuto la fortuna di scambiare 4 chiacchiere con il mister della Sandro Abate e insomma mi raccontava delle difficoltà oggettive questa sera. Abbiamo detto tante volte come in questo sport poi le gare vanno comunque giocate e onorate, però insomma sulla carta la Roma parte nettamente favorita, anche perché, lo hai sottolineato tu, sta vivendo un momento di forma importante. E io ti dico, aggiungo Matteo, attenzione a questa squadra, perché lo scorso anno ha avuto un percorso potenzialmente inverso, ha fatto una grandissima regular season arrivando anche in finale di Coppa Italia e poi è uscita al primo turno dei playoff. Quest'anno non vorrei che potesse invertire la tendenza, sta trovando una quadra, ha avuto anche
un cambio tecnico importante durante la stagione, quindi la squadra sta trovando una maturità, forse una serenità interiore, e ricordiamolo, questa squadra ha dei mezzi non importanti ma importantissimi, perché insomma un parco giocatori secondo me sensazionale, di formati, di stranieri, di giovani, di esperienza assoluta, di qualità, sì. E aggiungo, aggiungo io, secondo me un allenatore molto preparato, che ha sempre fatto bene negli ultimi anni, che adesso ha avuto un percorso da secondo alle spalle di torto, e questa è la sua occasione anche per dimostrare il suo valore da primo. Sta parlando chiaramente di Fabrizio Reali. Andiamo a scoprire le scelte a proposito di allenatori, partendo dal quintetto diciamo obbligato del Sandro Abate. 4 giocatori senior di movimento, poi tutti gli altri sono under 19, Botta, Pina, Kenji e Vitiello. Rispetto alla squadra che stiamo vedendo qui non sarà Laura a giocare titolare, ma giocherà invece Raffaele Vitiello, a tutti gli effetti il secondo di Parisi. Dall'altra parte invece andiamo a scoprire le scelte appunto del già citato Fabrizio Reali. Gioca Anzini, a proposito di assenze non ci sono né Caiche né Ducci, i 2 portieri senior della prima squadra della Roma. Gioca Anzini, portiere dell'Under 19, con lui Avellino, Dimas, Isgro e Rodolfo Fortino. Credo non parte Isgro in quintetto, ma un altro giovane molto interessante come Besart Seferi con la maglia numero 17 della Roma. Questo il quintetto scelto da Reali, che oggi manda in tribuna Murillo. Insomma, nelle rotazioni delle tribune è un'altra cosa alla quale deve stare diciamo attenta la Roma, perché ha un esubero effettivamente come tribuna. L'ultima volta è andato fuori Avellino, l'altra volta è uscito fuori Marceligno. Insomma, c'è da scegliere e da pescare, di solito scontenti sempre qualcuno. Sì, assolutamente, sono bei problemi per esatto. un allenatore. Dall'altra parte troviamo appunto una squadra che secondo il mio punto di vista sta facendo comunque molto bene, perché se escludiamo, abbiamo detto tante volte, le prime 6 hanno qualcosina in più, la Sandra Abate e la Fortitudo Venezia stanno facendo il loro anche di più, insomma. Sarà proprio il Sandra Abate a dare il calcio di avvio di questo posticipo della 21esima giornata. Cenno d'intesa fra i direttori di gara che arriva in questo momento. Il fischio di Martina Piccolo, gira il pallone il Sandra Abate e lo riconsegna direttamente fra le braccia di Anzini. È cominciata la partita. Dimas di prima sbaglia l'appoggio, poi Avellino non trova l'appoggio di Rodolfo Fortino. Il pallone che termina fuori, la rimessa laterale è in favore degli avellinesi. Ecco, in questi casi poi la Roma deve dimostrare la sua maturità, a maggior ragione affrontando anche una gara sulla carta, ripeto, sulla carta diciamo più semplice del previsto. Deve cercare di dare subito un approccio importante, cercare di andarla a chiudere. Seferi per Lucio Avellino, verticale anticipo di Botta su Rodolfo Fortino. Palla però nuovamente recuperata dalla Roma. Avellino, testa alta e gira per Antonio Dimas. Fortino sovrappone Dimas, servito, prova a partire lui contro Massimo Abate, che tiene bene. Rimessa laterale in favore della Roma. Quadrato Piero Basile, esperto allenatore avellinese, degli avellinesi. Abate per Kenji, uno degli acquisti di quest'estate del Sandra Abate, che qui si presenta con Gabriel Pina, che va a incrociare col sinistro. Grande approccio alla stagione di Miguel Kenji, 10 gol in stagione per il numero 13 del Sandro Abate. Spesso volentieri gol di grande qualità e grande fattura. Sicuramente una delle note positive, una squadra che sta facendo comunque bene, sta facendo il suo per la prima volta in Final 8 di Coppa Italia. E ancora adesso, come raccontato nel prepartita, insomma, ha consolidato la zona nobile della classifica all'8° posto, più 5 sulla Came Treviso nona, e viene appunto da una serie molto positiva di risultati, 5 in fila, 4 vittorie e un pareggio, che le hanno permesso appunto di consolidare quella situazione lì. Mentre Pina va a imbucare cercando Kenji, non lo trova. Pina, che è stato allenato tra le altre cose da Reali ai tempi del Ciampino in Serie 2, uno dei pupilli di Reali. Gabriel Pina ha provato più volte a riportarselo da sé, fin qui non c'è mai riuscito. Dimas calcia
sulla schiena di un giocatore di grande esperienza come Vincenzo Botta, classe 84. Va a deviare con la schiena, corner in favore dei giallorossi. Occhio alle palle da fermo di Lucio Avellino. 17 assist in stagione per giocatore di origini argentine. Nettamente direi il miglior assist man di questa Serie A. Qui va a battere per Fortino, che calcia col destro, che non è il suo piede forte. Mancino naturale il 20, un pallone che termina larghissimo. Prima del corner abbiamo visto una classica giocata che molto spesso giocatori come Fortino, proprio l'asse Fortino-Dimas nell'imbucata, scarico di Fortino, imbucata di Dimas che va a scaricare a sua volta l'uomo per andare a calciare, e loro due molto spesso si cercano. Eccolo ancora Dimas che calcia, Vitiello smanaccia, corner per la Roma. Passeggia lungo la sua panchina Reali, pallone alzato per Fortino che calcia anche cadendo per terra con grande intenzione. Poi Anzini con personalità sulla pressione di Kenji senza paura, spazio per Avellino, uscito a gomito di Fortino, rimorchio dell'argentino, conclusione murata, rimane lì la Roma. Roma che spinge, sa che deve andare ad azzannare la preda in questo caso. Ce la metterà tutta, perché i primi minuti in questo sport sono molto importanti per l'approccio, per mettersi poi la gara in una situazione favorevole. Imbucata di Seferi un po' forzata, Botta in cost to cost, poi frena, viene raddoppiato, riesce a girare bene per Kenji. Ancora Botta, Gabriel Pina, Massimo Abate, bella giocata di Abate in fascia contro Fortino. La palla è rimasta in campo e allora Pina punta Seferi, calcia ma sull'esterno della rete. Sì, credo anche in maniera abbastanza evidente, insomma, errore della classe arbitrale, perché questo era un fallo cumulativo. Infatti si era lamentato, credo, Pina. Attenzione a Marceligno appena entrato, servito sullo scarico da Fortino. Il mancino del 19 termina sul fondo. Sì, ricordiamolo che in questo sport, come nel calcio, c'è la regola del vantaggio. La differenza è che poi si può accumulare il fallo. In questo caso a mio avviso era evidente, i giocatori si sono lamentati parecchio della Sander Bate. Rimessa, anzi calcio d'angolo affidato ancora ad Avellino, puntata in mezzo, Vitiello attento, c'era sul secondo palo Anthony Sgro che qui recupera palla su Pina, prova a ripartire lui con l'esterno cercando un anticipo complicato su Vitiello. Bella l'idea, difficilissimo poter far male al portiere da lì. Sì, non è la prima volta che osservo Anthony Sgro fare questa giocata. Per ricollegarmi un pochino al calcio, ricordo un pochino Modric che spesso si sposta dall'altra parte. Adesso uso un paragone duro, forte, no, però per dire che molto spesso attenzione al pallone regalato da Massimo Abate a Rodolfo Fortino, che da lì scarta il pacchetto e segna il gol dell'1-0 dopo 3 minuti e mezzo. Ha segnato il capocannoniere del campionato, che fa 20 in stagione, ventello per Robocop come il suo numero di maglia. 1-0 per la Roma. Sì, bravo Fortino a farsi trovare lì. Qui vabbè, evidente l'errore di Abate, capita poi nei piedi forse dell'uomo più freddo della Roma lì davanti. Quindi per completare il discorso, molto spesso il ragazzo preferisce non calciare con il piede debole, con il sinistro, ma cercare la conclusione o di punto o d'esterno. Si sblocca dunque il parziale e la Roma passa a condurre con la rete di Rodolfo Fortino. Prova a partire Botta, Pina dentro, c'era Abate sul secondo palo, calcio d'angolo per il Sandro Abate. Se ne va ad occupare proprio Gabriel Pina, palla in mezzo, ancora cercando Abate. Non è un caso che porti maglia numero 10 la fascia di capitano al braccio, squadra intitolata a suo papà. Curioso adesso vedere anche come gestiranno le forze i giocatori di Basile, perché vedo che Botta, Pina e Kenji insomma non spingono troppo sull'acceleratore, anche perché dovranno avere un minutaggio sicuramente. Immagino avere un minutaggio importante. Ercolesi per Biscossi, pallone che è rimasto in campo, applaude Reali.
prova a accelerare la circolazione di palla alla Roma, poi preferisce gestire. 3-1, si allunga poi Biscossi da pivot, cercato e servito, taglio di Ercolesi, lato lato Biscossi per Marcelinho che si mette in ritmo e calcia con il destro, sulla respinta arriva Biscossi, Pina riesce ad allontanare, Kenji porta pallone a metà campo, rimontato e tamponato da Isgro, fallo e calcio di punizione in favore del Sandro Abate quando sono passati 4 minuti e mezzo dall'inizio della partita. Il parziale vede la Roma avanti 1-0 grazie al gol arrivato un minuto fa e segnato da Rodolfo Fortino. Sì, differenza evidente, per ricollegarmi al discorso di prima, proprio nel possesso palla della squadra di Reali, come possa improntare insomma un'azione offensiva con velocità, con qualità, cercando il movimento molto veloce, cosa che non potrà fare per ovvi motivi la Sandro Abate, ma in questo la Roma è molto migliorata proprio nella fase di possesso. I primi 3-4 movimenti sono sempre molto veloci alla ricerca dello spazio e poi con una difesa che si allarga inevitabilmente possono andare a cercare la profondità e la conclusione. Rimessa laterale Ercolesi per Isgro che piazza, bravo Vitiello in tuffo a concedere solo calcio d'angolo. Sì, tante palle inattive in questa prima fase da parte della Roma, movimento dal fallo laterale e dall'angolo, palle inattive che ricordiamolo sono molto importanti, molto spesso sono vere e proprie palle gol con squadre che preparano dei movimenti preordinati. Ercolesi alza la testa, manda in avanti, c'è una deviazione del neoentrato Santurelli, uno dei tanti under 19 casa Sandro Abate, aggregato quest'oggi alla prima squadra, fa il suo esordio nel match. Marcatura su Ercolesi, un gap di esperienza di campo davvero notevole, lo ricordiamo spesso e volentieri durante le partite. Ercolesi sia recordman di presenze in nazionale, quota 137. Questo Santurelli probabilmente lo sa, lo ha sfidato, ha conquistato comunque un calcio d'angolo. Bravo il 7, angolo Pina, blocco per Botta, arriva Kenji, finta e conclusione, Marcelinho a chiudere, buona occasione Sandro Abate e non molla la presa sulla partita, siamo solo all'inizio, 6 minuti e si gioca. Poteva pensare non fosse partita vera, per ora è stato smentito perché c'è Kenji che punta a Biscossi, occhio alla qualità del numero 13, alle sue finte, surplus e palla girata all'indietro. Botta col taglio di Santurelli, apre il gioco per Gabriel Pina e chiama incontro il numero 7, lo serve con una bella palla di esterno dentro, 1-2 che poi non si chiude, non si sono capiti, Roma che recupera palla. Isgro, taglio forte di Ercolesi, servito sulla profondità, calcia di prima col suo sinistro, bravo, attento Vitiello in uscita. Sì, Sandro Abate che comunque giustamente ovviamente ci prova, Kenji lo vedo molto, molto attivo, molto partecipe, si sta prendendo anche delle responsabilità capendo la difficoltà numerica della propria squadra. Roma che si sta un pochino adesso adagiando, cosa che non deve fare perché ricordiamolo Matteo, tante volte abbiamo assistito poi a partite che sulla carta sembravano chiuse per poi riaprirle e far trovare forza all'avversario. Tra altre cose squadre di Basile maestre anche nell'utilizzo spesso e volentieri del portiere di movimento, quindi occhio. Qui Pina, a proposito di attenzione, spacca il palo interno a un passo dal pari Sandro Abate, bellissima giocata del numero 8, Anzini fulminato mentre Isgro passa benissimo in fascia su Kenji con l'esterno, palla a rimorchio per Marcelinho, poi il tocco di mano di Pina che era sdraiato per terra, calcio di rigore per la Roma che poco fa ha rischiato di subire l'uno pari e adesso ha la chance di raddoppiare col calcio di rigore che Marcelinho si è andato a procurare. Allora, grande giocata di Anthony Isgro, la sua proprio sulla banda sinistra, e mette una grande palla d'esterno, eccola qui. Ne parlavamo prima. Io qui non sono
convintissimo Matteo adesso rivedendolo, perché secondo me nel contrasto indiretto Pina la tocca prima con il piede, per poi in maniera sfortunata rimane un pochino sotto il corpo. Però insomma, arbitro che ha fischiato il rigore. Rigore per la Roma, se ne va ad occupare proprio Marcelinho. Fischio e parte, spiazza Vitiello. La Roma raddoppia all'inizio dell'8º minuto di partita. Marcelinho fa 16 in campionato e la Roma scappia sul doppio vantaggio. 2-0, non fortunato Sandro Abate, abbiamo detto 10 secondi prima, grandissima occasione per trovare il pareggio. Adesso vediamo la reazione della squadra di Basile. È una bella mazzata, perché quando sei in un momento di difficoltà prendi il palo e dopo 10 secondi subisci il gol del 2-0. Però ecco, una squadra che comunque ci sta provando, sta lottando. È uno sport strano questo, lo abbiamo raccontato tantissime volte, di come possa succedere tutto e il contrario di tutto nello spazio di un istante. Qui Anzini rimane a terra, non c'è fallo su di lui sull'intervento di Kenshi, e quello che è accaduto in campo fino a pochi istanti fa ne è la testimonianza perfetta. Palo da una parte, rigore e raddoppio dall'altra. Seferi, Dimas, taglio dello stesso Seferi, pallone invece aperto su Fortino, fa quasi da play e poi in buca, profondo proprio per Seferi. Si prende il centro del campo, finta, esitazione allarga per Fortino, che invece ha tagliato centralmente, non c'è quell'appoggio, palla recuperata dal Sandro Abate. Bravo Seferi fino al momento della scelta dello scarico su Fortino, fin troppo generoso, poteva anche andare lui stesso. E qui Fortino per il 3-0 e la doppietta personale, una sentenza sotto porta, palla recuperata, 1-2 con Dimas e la Roma in un minuto è già sul 3-0. Eh sì, qua la sensazione, Matteo, che un pochino la Sandro Abate abbia, non dico tirato un po' i remi in barca perché è ancora presto, però ecco, vedi anche la reazione, proprio il messaggio del corpo, della reazione dei giocatori, insomma, che sanno che questa è una partita molto difficile. Serviva forse un episodio fortunato per indirizzarla un pochino meglio, per prendere anche quelle energie nervose. Vediamo. Rimessa dal fondo per la Roma con Anzini in stile bullying per Fortino. Dimas, Fortino per Avellino. Partenza 4-0 della Roma. Dimas in mezzo alle linee da Seferi, 1-2 col suo capitano Avellino. Dimas, taglio, cambio alla pivot, Fortino per Seferi, in buca Dimas. Pina ha capito tutto e recupera. Pressione forte di Seferi che recupera, si allarga, calcia Vitiello, gli nega la gioia del gol. Ha già segnato una rete in Serie A in questa stagione, il numero 17. Bravo ancora una volta Vitiello. Fortino forte, ma Vitiello ancora presente. Sempre Avellino dalla rimessa sul secondo palo. Dimas a centimetri dall'impatto col pallone, che sarebbe valso il 4-0. E anche il 18° assist di Avellino. Adesso ho perso un po' il conto. 18, siamo qua da 17. Sì. Ok, sarebbe stato il 18°, sì, grande palla di Lucio, che in questo è veramente un maestro. Ormai da tantissimi anni in Italia, numero 18, arrivato a Latina, ha costruito la prima parte della sua carriera scalando fino alla promozione in Serie A con la maglia nerazzurra. Vi siete anche incrociati. Un giocatore che ha avuto la fortuna di allenare e insomma si vedeva sin da quando era giovane anche la sua capacità, oltre alle doti tecniche, alle doti fisiche, anche la capacità proprio mentale di capire le situazioni, di leggerle sin da giovane. Quindi immagina adesso che ha qualche annetto di esperienza sui campi. Grande giocatore, credo abbia fatto anche un'esperienza molto importante in Spagna, quindi lo abbia anche formato non solo dal punto di vista calcistico. Ai tempi del Latina Calcio 5 formava una coppia straordinaria tutta argentina con Lucas Maina, pivot dai gol meravigliosi, ne ho commentato qualcuno veramente senza senso, quelli di tacco che solo lui sapeva fare.
10,5 sul cronometro. Nel frattempo diamo una brutta notizia, purtroppo è venuto a mancare il vicepresidente dell'Ital Service Pesaro Giovanni Baldelli, una delle società più importanti del nostro panorama. A lui facciamo e alla sua famiglia le condoglianze, mentre arriva la tripletta di Fortino e il 4-0 della Roma. Diciamo che in classifica marcatori Fortino prende il largo, così come fa la Roma. Poker per i giallorossi. Sì, nulla da dire, soltanto veramente la cattiveria che questo ragazzo di 40 e passa anni. Sì, sì, ad aprile, il 30 aprile sono 42, signori, ed è ancora lì in testa alla classifica cannonieri. Non è un caso, cioè sono anni che è lì. Sì, no, questo era, ecco, visto che abbiamo questa sera la fortuna anche di ammirare qualche giovane, di come sta facendo, insomma, Seferi per la Roma, Anzini dall'altra parte anche per ovvie ragioni. Però ecco, io poi ogni tanto cerco di sottolineare determinati gesti tecnici, determinate situazioni di gioco, e parlo quando un giovane vede la partita. Ecco, vorrei far vedere la cattiveria agonistica che mette questo ragazzo di 40 anni e passa nel cercare il gol, nel cercare proprio la conclusione. E ripeto, insomma, sono cose difficilmente allenabili, però Borolo nel frattempo, bellissima giocata, lui sì che sta studiando da Fortino come pivot, secondo gol in stagione per Federico Borolo, bellissimo movimento da pivot, stop su alata e conclusione a incrociare. Vitiello nulla può, 5-0 per la Roma a metà di questo primo tempo. Qui rivediamo Marcelinho che imbuca, controllo orientato con la suola e tiro da parte del ragazzo scoperto dalla Futsal Future Cup, che trova il suo secondo gol in campionato. Sì, questo è un altro ragazzo giovane che sta avendo un percorso molto importante di crescita e che non sia anche di buon auspicio per la nostra nazionale. Aveva allungato le sue rotazioni reali facendo entrare proprio Borolo e anche Ale Di Eugenio, che ritrova così il campo dopo un lungo infortunio che l'ha tenuto ai box. Quest'oggi ritorna a disposizione di Reali, che gli fa rivedere il campo, giocatore ormai esperto. Ragazzo che poi è venuto fuori dal settore giovanile di quello che prima era l'Olympus, adesso è diventato Roma, però insomma la società è sempre quella, ha cambiato il nome, e lui è un ragazzo che è venuto fuori letteralmente dal settore giovanile, credo proprio dai giovanissimi, dagli allievi, ha fatto tutto il percorso e insomma è un altro bel esempio del nostro sport. Isgro fascia contro Massimo Abate che chiude, e palla che sbuca nella zona di Anzini. Isgro, taglio di Marcelinho, si allunga anche Borolo, allora appoggio per Di Eugenio. Marcelinho chiude Gabriel Pina, gli dà un appoggio Kenshi, servito dietro da Massimo Abate, chiuso Isgro con Vitiello nella terra di mezzo. Alla fine Botta riesce con esperienza a gestire un pallone scomodo, attaccato da Borolo, altra finta di Botta che poi sparacchia giù lontano, trovando anche Pina, finta su Marcelinho e conclusione col sinistro, palla che sfila via sul fondo. 8:40 all'intervallo, la Roma è comodamente avanti 5-0. Sì, l'andazzo sembrava quello, Matteo, e quello che avevamo preventivato all'inizio della gara si sta verificando. Adesso vediamo anche, abbiamo l'occasione per vedere, ripeto, oltre ai giovani, anche il modo con cui la Roma sta continuando a spingere sull'acceleratore. Io ripeto, è una squadra che ha, secondo me, una forza molto importante, come tutto, come struttura societaria, come staff tecnico, come giocatori in campo, e quindi insomma la vedo molto bene quest'anno che possa avere un percorso inverso, fare bene anche ai playoff. Lo scorso anno dominò, come quando era allora Olympus Roma, la regular season, e poi uscì clamorosamente ai quarti proprio col poco fa ai noi citato Ital Service Pesaro. In 3 gare uscì da prima della classe contro appunto l'ottava, ultima qualificata ai playoff, quello che fu l'upset più incredibile della post season dello scorso anno.
e forse hanno magari imparato anche un po' la lezione, no? Che regular season conta sì, ma fino a un certo punto si può arrivare a fare una finale scudetto, a vincere uno scudetto anche dopo non aver fatto una grande regular season. Catania, Efeld, Eboli, che sono le ultime due vincitrici dello scudetto, ne sono la perfetta testimonianza. Mentre Pina scappa via fino a fondo, calcia ed è bravo Pippo Anzini nel chiudere. Non facile comunque per un portiere tenere la concentrazione alta su una partita ormai già ampiamente indirizzata, quando mancano ancora 7 minuti alla fine del primo tempo, e con tiri che latitano dalla sua parte. Si è fatto trovare presente. Time out chiamato da Piero Basile. Vediamo cosa avrà da dire il tecnico di origini pugliesi sulla panchina del Sandrabate. Lo sentiamo. Lo so che non è semplice, però l'obiettivo deve essere, posso capire che con il ragazzo subisco un pochino l'occasione da gol, quando ci state voi 4 in campo gol ne dobbiamo prendere, ok? Quindi dobbiamo difendere, non dobbiamo... andare là perché secondo me il quarto è alto. Time out ovviamente complicato, Matteo, beh, perché in una situazione di 5-0 lui, oltre alla spiegazione che è stata molto, insomma, molto chiara della palla inattiva, chiede ai 4 giocatori più esperti di dare quel qualcosina in più in quel momento, di cercare di aiutare anche il giovane quando entra, perché insomma non si devono aspettare ovviamente un giocatore formato, ma un giocatore che va aiutato, e non subire gol, non pensare troppo a farlo, ma più a non subirlo per rimanere il più possibile in partita. Ovvio che è una situazione particolare, quindi sai, insomma, da allenatore in provo a immedesimarmi in Basile, insomma non è assolutamente facile cercare di rincuorare i giocatori quando sei 5-0 ed è passato appena 13 minuti del primo tempo. Avellino per Marco Ercolesi, Marceligno, sponda nuovamente da Matteo Biscossi. Ora, levando insomma, la difficoltà oggettiva dell'avversario, la Roma mi sta piacendo tantissimo in questa, e non è la prima partita che lo vedo fare, Matteo. Uno ha avuto la fortuna di vederlo dal vivo, l'altra l'ho vista nel canale della divisione. Nel possesso palla iniziale è cambiato. Mentre arriva una sassata, scusa Marco, di Marceligno, ma la cronaca ci scavalca. 6-0 segnato da Marcelo Badiglia, doppietta anche per Marceligno, e la Roma chiude il primo set così, con l'assist di Lucio Avellino, e non fa più notizia. Sì, poi da lì insomma Marceligno è un giocatore che calcia molto bene, difesa che può fare meglio. E per concludere il concetto, insomma, è migliorata tantissimo la squadra di Reali in questo, nel primo approccio della fase offensiva, molto corti, molto veloci, con tanta qualità, e riescono poi ovviamente ad aprirsi degli spazi in maniera molto più facile. Rimessa laterale in favore del Sandrabate, affidata a Vincenzo Botta, con Martina Piccolo che fa rispettare la mini barriera formata da Biscossi e Dimas. Calciapina proprio addosso a loro, rimessa laterale ancora per la squadra avellinese, e ci prova Botta, pallone che sfila via sul fondo. Ercolesi a partire lo scarico, pallone per Avellino. Biscossi, è entrato anche Salvatore Faiola, un altro degli under, qui sta dando spazio giustamente Piero Basile, un pochino di esperienza, anche un po' di emozione per loro
giocare una partita di Serie A, anche se chiaramente indirizzata, se siamo 6-0 ed è solo il primo tempo, comunque sono minuti importanti per loro. Pina dentro, pallone intercettato da Dimas, servito nuovamente da Ercolesi. Lucio Avellino, dal ritmo, tocca corto per Biscossi, marcato stretto da quella vecchia volpe di Vincenzo Botta. Abate, Pina, raddoppiato, trova la corsa di Abate, bella la giocata, Biscossi salva, poi arriva Pina, ancora Biscossi in calcio d'angolo, uno squillo del Sandro Abate, ancora una volta una bella giocata del suo capitano. Beh, non ce ne vorranno gli amici della Roma, però insomma Sandro Abate meritava quantomeno un gol in questo primo tempo. E ripeto, non è stata fortunatissima la squadra di Basile. È ovvio che poi la Roma tenderà un minimo a concedere, perché anche se qualsiasi allenatore del mondo insomma vorrebbe la prima squadra in palla per i 40 effettivi, è ovvio che quando poi sei 6-0 un minimo la concentrazione può calare e quindi si aprono poi gli spazi per l'avversario. Prima non ero riuscito a finire il concetto perché la Roma ha fatto gol. Mi vorrei unire insomma alle condoglianze di tutto il mondo del futsal alla famiglia Italservice Pesaro per la scomparsa del vicepresidente Baldelli, una persona di rara disponibilità e simpatia, e purtroppo è venuta a mancare in maniera inaspettata. Mentre calcia a botta e Anzini va a alzare sopra la traversa. Condoglianze dunque alla famiglia dell'Italservice. Qui rivediamo destro centrale, forte ma centrale, bravo Anzini. Cresciuto il settore giovanile della Lazio. Altro settore giovanile che nella nostra regione è insomma uno, se non il più importante, Matteo, tra i più importanti. Palla imbucata con Ercolesi, prova ad andare dentro da Dimas, nulla di fatto. Rimessa laterale ancora per i giallorossi. Biscossi per Ercolesi, fortissimo, senza trovare la porta. Vitiello rimette in gioco il pallone andando da Massimo Abate. Kenshi, spinta abbastanza vistosa di Dimas, mette entrambe le mani sulla schiena di Kenshi. Piccolo è proprio lì e fischia. 4,5 alla fine del primo tempo, comodo, comodissimo. 6-0 per la Roma. Sì, ricordiamo Matteo, intanto ecco, approfittiamo di questi momenti per ricordare anche a chi non è un esperto nel nostro sport, l'utilizzo delle mani negli ultimi anni è cambiato molto, l'interpretazione soprattutto del regolamento da parte dei nostri arbitri, a mio avviso anche in positivo, perché prima si tendeva a fischiare molto di più, adesso si tende a far giocare, ci si è equiparati al modello internazionale. Detto questo, quando ci sono delle spinte e si utilizzano in maniera vistosa le mani, gli arbitri devono fischiare, quindi ecco, a volte ci sono dei falli un po' secondo me ingenui da parte dei giocatori, perché possono sicuramente avere il contatto fisico ma non devono farlo poi con le braccia ben distese. Approfittiamo anche della presenza di Marco, no? Di una partita che diciamo non regala grandi spunti per quello che riguarda un risultato ormai abbastanza acquisito. Se avete delle curiosità, delle domande da farci sul futsal, se non lo conoscete bene e volete approfondire, scriveteci su Instagram, account MatteoSanti5, leggeremo le vostre domande, magari vi rispondiamo in diretta. Mentre Botta conduce palla sulla pressione di Marceligno, si apre Vitiello, la palla invece viene girata in fascia.
buona giocata in accelerazione da parte di Vassiliadis. Manuel Vassiliadis non trova però il modo di servire Santurelli. Beh, giocatore, giocata di spessore, perché insomma con un tocco di prima riesce a saltare Fortino in fascia. Isgro contro Kenji. Di Eugenio, taglio di Fortino, esce Marcelinho che l'alza proprio per Robocop. Gol a colori della Roma, ha segnato Rodolfo Fortino, sono 4 per lui. Bellissimo l'assist di Marcelinho, si è coordinato contando i passi Fortino nel giro di un anno, e quando ha capito che quella palla gli sarebbe arrivata è stato un gol al volo bellissimo. Allora guarda Matteo, non so quanto sia stata voluta la palla di De Eugenio con quella forza, sì, ma poi giocata pazzesca, perché da quella parte il mancino di Marcelinho che di prima la mette per il mancino di Fortino, e questo è un grandissimo gol veramente. Fatto con tempi e modi perfetti. Il gol della Roma ha segnato Robocop. 4 gol per lui. Scappa in classifica cannonieri salendo a 23. Guarda qua come legge prima la situazione di Botte, comunque con quale forza va a mettere pressione sul portatore di palla, permettendo poi ai compagni di squadra di recuperarla. Ecco, questo poi, ripeto, è bene sottolineare queste giocate, è bene farlo, perché insomma è un giocatore che è un esempio molto importante per i giovani. Il nostro appello, Marco, solo, è stato recepito nel frattempo, perché c'è Francesco Santaniello, che salutiamo, ci scrive: buonasera, chi è la favorita per lo scudetto quest'anno? Lascio la palla a te direttamente. Allora Francesco, possiamo rispondere così: abbiamo detto molto spesso, quando ecco, abbiamo la fortuna di essere qui a commentare le partite, che in questo campionato secondo me, ma non solo, ci sono veramente 5-6 squadre che sono quasi alla pari. Ti potrei rispondere proprio forzando la mano che Catania, dopo la vittoria dello scorso anno, sicuramente ha acquisito quella sicurezza, quella forza, già una società molto strutturata, molto organizzata e un parco giocatori molto importante. Però ecco, quando vinci poi secondo me, ma non solo, acquisisci poi quello status, quella consapevolezza maggiore che ti può dare qualcosina in più. Questo vale ovviamente per il Napoli, che ha l'allenatore più vincente della storia, ma anche tanti giocatori che hanno vinto tantissimo, quindi metterei anche le Cositi, perché insomma quest'anno anche ha ulteriormente migliorato la rosa e ha, secondo me, un allenatore che ne sa parecchio di questo sport. Poi mano a mano, ecco, c'è la Roma che abbiamo già sottolineato tante volte come è una squadra che non ha nulla da invidiare alle altre, e poi ci sono Eboli e adesso aiutami, è così, L84, è l'84, l'84, perdonami, la sesta, insomma squadre che hanno tutte 4, 5, 6 giocatori molto molto importanti. L'84 è un'altra società ben strutturata, veramente, perché poi sembra che uno non voglia esporsi, ma è la verità, dai. Ma è la verità, credetemi, è la verità. Ce ne sono 6 che tutte hanno qualcosa per dire la propria. Fallo di Sgro su Kenji, calcio di punizione per il Sandrabate. Abbiamo esaudito la richiesta di Francesco, ne sono arrivate altre. Per esempio ci salutano gli amici della Lositana, che qui ci raccontano che hanno perso l'anno scorso la Final Four di C2 proprio al palazzetto di Cisterna. Li salutiamo, dicono questo palazzetto ci è rimasto nel cuore, impianto bellissimo dove gioca le sue partite il Cisterna di pallavolo in Serie A, squadra importante insomma, che quest'anno, se non sbaglio, ha raggiunto nuovamente i playoff scudetto. Beh, qua si è giocata anche una finale scudetto, quindi insomma palazzetto molto molto bello che ospita le partite della Roma su Sky. Pina prova a piazzare, Isgro ben scalato sulla barriera, rimessa laterale, mentre siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, da ormai 10 secondi, la Roma con un larghissimo 7-0 ha di fatto chiuso anzitempo la pratica, mentre arriva il 7-1, devo dire anche meritato per come stava
comunque continuando a giocare nonostante il risultato il Sandrabate. Bella puntata di Gabriel Pina, palla sotto l'incrocio, nulla Poanzini, arriva il primo gol della partita della squadra avellinese, l'ha segnato Gabriel Pina. Qui lo rivediamo 1-2 con Massimo Abate che ridà bene la palla dietro coi tempi al numero 8 e arriva una puntata che fulmina Anzini. Questo è il classico esempio della situazione che ho cercato di spiegare prima. È inevitabile, Matteo, che sul 7-0 si allenta un pochino la presa e la pressione sulla palla si fa un pochino più soft, la squadra avversaria riesce a trovare degli spazi, ma assolutamente questo gol è meritato perché insomma Sandrabate aveva sfiorato più e più volte. Bucata di Marceligno con Fortino che viene anticipato da Botte, Sandrabate che recupera il possesso di palla. Abate prova a passare, rischia di scivolare Marceligno. 20 secondi all'intervallo, con Fortino che recupera palla, Ercolessi che prova a spingere, allarga per Isgro sul secondo palo, arriva dopo una deviazione nuovamente Marceligno, tripletta per Marceligno, anche lui come Fortino sta facendo man bassa di reti, sale a 18 in campionato, 8-1 per la Roma. Beh, Sandrabate insomma, non fortunata anche perché sta trovando dall'altra parte una squadra vogliosa ancora di andare a segno, e secondo me questo è anche un gesto di rispetto verso l'avversario, perché ecco, tante volte si è parlato non solo nel nostro sport ma anche nel calcio, se poi una squadra tende a andare troppo avanti con il punteggio, se sia una mancanza di rispetto o meno. Secondo me invece è una assoluta forma di rispetto cercare di giocare la partita fino in fondo. Ultimi 9 secondi del primo tempo, credo sia stata una mezza incomprensione in campo tra Pina e Fortino. Sta nascendo comunque un calcio d'angolo per il Sandrabate, batte il numero 10, forte in mezzo, addosso a Marceligno, si resta lì. Abate va dietro da Vincenzo Botta, appoggia su Vitiello, sul suo rilancio e sulla palla bloccata da Anzini. Suona la sirena del primo tempo, il parziale parla da sé, è 8-1 in favore della Roma dopo un primo tempo senza storia assolutamente. Andiamo in fascia, poi torniamo qui per l'intervallo di Roma-Sandrabate.
Lo vedete scritto in sovraimpressione, primo tempo assolutamente senza storia fra Roma e Sandrabate, giallorossi avanti con un larghissimo, inequivocabile 8-1, 4 gol di Fortino, tripletta di Marceligno, in gol anche Fede Borolo, in gol invece per il Sandrabate Gabriel Pina. Primo tempo Marco senza storia, ma l'avevamo un po' pronosticato, no? a inizio partita, che il rischio di una gara a senso unico c'era. Sì, l'abbiamo detto più volte, però Matteo, aggiungo che insomma squadre in difficoltà come la Sandrabate le abbiamo viste, secondo me qualcosina in più la poteva fare, perché i 4 giocatori che insomma sono presenti nel primo tempo qualcosina in più, parlo soprattutto nell'attenzione della difesa, qualche atteggiamento proprio subito insomma un po' dimesso anche dopo il 2-0, 3-0. Sandrabate qualcosina in più la poteva fare, abbiamo sottolineato, ha delle difficoltà oggettive, tantissime assenti, una squadra, una rosa già corta di suo, perché è una squadra che sta facendo bene, è ottava in classifica, è dentro, è dentro la finaletta di Coppa Italia, in questo momento dentro i playoff, sicuramente ha 8-9 giocatori molto buoni, molto importanti, però ecco, poi in queste situazioni pecca perché la rosa non è lunghissima come tante altre. Qui stiamo rivedendo le immagini, dall'altra parte ha trovato una Roma affamata, una Roma cattiva, ha trovato ecco questo signore qui che insomma all'alba delle 42 primavere ha fatto 4 gol, dall'altra parte c'è Marcelino che ne ha fatti 3, ragazzi che comunque tendono anche a volere, come Seferi, come Sgro giustamente, a mettere anche loro il cartellino, il timbro, e quindi insomma e il risultato è lo specchio del primo tempo. Fortino con 4 gol è salito così a 23 gol in campionato. Marceligno lo tallona a quota 18, è ancora una volta come l'anno scorso primo e secondo miglior marcatore della Serie A, perché con questi 3 gol Marceligno ha raggiunto in seconda posizione Matteo Sbarichello dell'Ital Service Pesaro, proprio a quota 18 reti. Ha segnato invece il suo secondo gol in stagione, lo abbiamo visto poco fa, Federico Borolo. Questo sicuramente invece il gol più bello della partita, con una connessione tutta mancina proprio tra Marceligno e Fortino, a dimostrazione come non solo siano i 2 migliori giocatori e i 2 migliori marcatori della squadra, ma abbiano anche un'intesa particolare in campo e possano giocare e coesistere contemporaneamente, con Marceligno che quando c'è Fortino in campo si adatta un pochino di più a fare l'ala, a fare l'ala pivot, il laterale come direbbe qualcuno, mentre Fortino è proprio pivot vecchia scuola. Questo, se non ricordo male, l'ultimo gol realizzato dalla Roma da Marceligno. Arriverà poi il 7-1 di Gabriel Pina, anzi questa era l'8-1, era arrivato poco prima il 7-1 di Gabriel Pina. Si va così a riposo con un risultato largo e inequivocabile. Torniamo fra
Bentrovati in diretta da Cisterna, sta per partire il secondo tempo di Roma-Sandrabate, il fischio di Martina Piccolo e si gioca, la Roma ricomincia dall'8-1 con cui ha letteralmente dominato il primo tempo, una partita onestamente senza storia. Roma che riparte con Anzini, Frepali, Avellino, Dimas, Seferi e Borolo, dall'altra parte Botta, Pina, Massimo Abate e con la maglia numero 11 Salvatore Faiola che qui riparte in 1 contro 1, parte e calcia e Avellino evita il gol del 8-2. Bellissima la giocata di un disperato Faiola che ha fatto veramente una bellissima giocata anche con una bella finta su Avellino. Qui rivediamo, scarta sul destro e calcia, bravissimo Anzini a concedere solamente calcio d'angolo, diciamo, del quintetto del Sandrabate, con Faiola dentro e anche un altro cambio perché c'è Cristian Lauro fra i pali del Sandrabate, ragazzo anche lui nel giro della nazionale Under 19, che ho visto per la prima volta dal vivo alla finale del torneo delle regioni in un, se non ricordo male, Campania-Sicilia. Portiere interessante e adesso trova spazio in questi secondi 20 minuti di una partita che magari ci regala qualche spunto al netto di un risultato ampiamente acquisito. A proposito, visto che siete stati così ricettivi nel primo tempo, se volete continuare a scriverci e a farci domande su questo sport su Instagram al contatto Matteo Santi 5, li leggeremo le vostre domande in diretta e risponderemo. Ce n'è arrivata un'altra nel frattempo, ci hanno chiesto, avete detto qual è la squadra favorita per vincere lo scudetto, ma secondo voi qual è quella che invece retrocederà? Chi lascerà la Serie A? Ma sulla carta al momento, diciamo, il Benevento non è messo benissimo, però è una società che poi, ecco, paradossalmente non ha poi fatto così male nella fase di mercato, quindi è una squadra che potrebbe ancora rimettersi un po' in corsa per la salvezza. E poi ci sono letteralmente in 2 punti Cosenza, Manfredonia e Pesaro, perché nell'ordine 14, 15 e 16 punti Petrarca lo vedo un tantino favorito dal punto di vista appunto proprio della salvezza diretta. Sì, quindi ricordiamo che retrocedono 2 squadre direttamente, in questo momento sarebbero Benevento e Manfredonia, e si giocherebbe il play out tra Cosenza e Ital Service Pesaro. Retrocedono 3 squadre perché ne salgono 3 dalla Serie 2 Elite. sì, sì, appunto per la salvezza diretta c'è una corsa veramente che sarà, credo, fino all'ultima giornata. Poi serratissima. Serratissima. E per i playoff in questo momento abbiamo già detto quanto la Sandrabate e la Fortitudo Ponezia siano messi. Mentre arriva il gol di Faiola, lo ha sfiorato poco prima, stavolta lo trova, primo gol in Serie A per il numero 11 in stagione. Bellissima la sua volata, bravo nel battere questa volta Anzini e nel trovare dopo 2 minuti di ripresa il gol dell'8-2. Beh, insomma, ragazzo è entrato molto bene. Secondo spunto, qui trova la marcatura meritatamente. Anzini prima era riuscito con un grande intervento a metterci una pezza. Qui devo dire che è bravo il ragazzo perché la piazza bene. E partita che ci dà ancora qualche spunto, siamo ancora 8-2. Per concludere il discorso, io ho messo un po' volontariamente la Fortitudo Pomezia, ecco, l'ho esclusa dalle prime 6, un po' per fare un favore a mio amico a livello scaramantico, perché altrimenti penso che mi maledirebbe, un po' perché credo che le prime 6 abbiano qualcosina in più, ma la Fortitudo Pomezia, ecco, è una squadra molto ben attrezzata, con un allenatore di carisma, con una società che comunque sta investendo tanto e hanno insomma qualche punto di vantaggio rispetto alla nona, parlo Fortitudo Pomezia e Sandrabate, mentre per la salvezza insomma credo che la lotta sia molto serrata. C'è un Manfredonia che è ripresa, un Cosenza che comunque se la sta giocando, un Pesaro che un attimino ha tirato il freno, era partita bene la squadra marchigiana, adesso sta un pochino tirando i remi in barca, vediamo insomma fino alla fine. Qui Pina sparacchia via sulla pressione alta della Roma. Pallone recuperato dai giallorossi.
Avellino in buca per Borolo che si gira bene, Seferi va di sponda per Dimas che calcia da fermo senza ritmo, conquista comunque un calcio d'angolo. Peccato perché il punteggio si è subito, peccato ovviamente per la Sandrabate o per chi vuole assistere a una partita un pochino più tirata, perché insomma, sappiamo quanto poi Basile sia organizzato nel strutturare la fase del portiere di movimento, quindi se il punteggio non fosse stato così ampio avrebbe potuto anche gestire le forze e situazioni tecnico-tattiche mettendo il power play. Avellino per Seferi che calcia ma cade facendolo, ora prova a ripartire il Sandrabate, buon recupero da parte di Borolo che però se la fa risoffiare a sua volta con Santurelli che arriva a calciare nuovamente 2 volte vicino al gol il Sandrabate. Questi ragazzi, questi giovani giustamente si stanno giocando le loro chance di visibilità di campo e di Serie A, anche se la partita è abbastanza andata. Qui un po' leggero Borolo nella difesa del pallone, bravo appunto Carmine Santurelli nel incrociare, nel trovare poi la risposta di Filippo Anzini. Angolo affidato a Massimo Abate che scucchiaia direttamente dove c'è Fortino. Marceligno prova a ripartire e a servire nuovamente il numero 20. Ancora un attento Santurelli che dà una palla pericolosissima a Lauro, bravo a sua volta nel disimpegnarsi. Biscossi, velo di Marceligno servito da Fortino che riceve nuovamente palla. Biscossi, suola, Marceligno, si apre Fortino, visto, servito, sponda, Ercolessi di tocco impreciso e allora prova a partire Massimo Abate nel cerchio di centrocampo, punta la porta e calcia addosso a Matteo Biscossi, ricacciato all'indietro il Sandrabate che riparte da Cristian Lauro, sale palla al piede, sceglie dietro Vincenzo Botta, palla allargata su Gabriel Pina, c'è un po' di play by play, palla imbucata per Santurelli, la difende all'altezza della linea laterale, punta Ercolessi, taglia a centrocampo e serve Massimo Abate che si ferma, prende un po' di campo, viene raddoppiato e perde palla. Biscossi da Ercolessi che gira su Marcelo Padiglia, nuovamente Matteo Biscossi, non affonda la Roma che ragiona e palleggia. Fortino, taglio di Marceligno non servito, altro taglio di Ercolessi, poi Fortino nuovamente dal numero 2, si fa vedere Biscossi ai 10 metri, palla girata indietro per Marceligno, blocco di Fortino, Marceligno sceglie di andare dall'altro lato da Biscossi, non trova però un appoggio pulito, rimessa laterale per il Sandrabate, quinto minuto della ripresa, Roma avanti 8-2 sulla squadra avellinese. Prolungato possesso palla della squadra di Reali che pezzo per pezzo guadagnava campo spostando e facendo tagliare senza palla l'uomo che si frapponeva appunto tra il possessore della palla e quello che la riceveva. È una situazione che stanno facendo molto spesso e molto bene secondo me anche per la qualità e per la velocità di gioco, poi ovviamente contro una squadra in oggettiva difficoltà, però ripeto, anche da questo vedo la squadra di Reali molto ma molto migliorata, soprattutto nella fase offensiva. Sì, ne approfittiamo per ricordarlo per chi si fosse collegato solamente in questo momento e vedesse un parziale così largo in favore della Roma. Sandrabate che si è presentato di fatto con solo 5 giocatori senior della prima squadra, uno il secondo portiere, poi 4 di movimento, viste le assenze in contemporanea per squalifica di Ghidi, Luccio e Galletto, per l'assenza per infortunio da parte di Alex, insomma Sandrabate e anche ovviamente del portiere Parisi per motivi personali, insomma rimaneggiato a dir poco il team allenato da Piero Basile che qui conquista un fallo con la spinta di Fortino su Vincenzo Botta, se la ridacchia anche Rodolfo Fortino, è stato bravo a prendersi questo fallo Botta. Fortino non voleva rimanere l'impressione, ha detto sai che c'è, riparti con la punizione. Sì, questo è il discorso che abbiamo fatto prima, quando usi le braccia così in maniera vistosa, l'arbitro non può che fischiare palla, no, sorridevamo perché Botta ha un po' cincischiato davanti alla sua porta con la palla tenendola lì, Fortino che non riusciva a rubargliela. Lancio da parte di Lauro, non era malissimo, ha presa però Ercolessi. Approfittiamo per
seguire questa azione di Marcelinho, scarico su Biscossi, incrocia palla sul fondo. Prossimi appuntamenti, la Serie A adesso si prende una decina di giorni di pausa, tornerà il 14 perché c'è la finestra della nazionale che giocherà 2 gare di qualificazione all'Europeo, entrambe con Malta, la prima in casa a Reggio Emilia il 6 marzo, già tutto esaurito al Palahockey di Reggio Emilia, poi il giorno seguente volerà in direzione La Valletta, mentre arriva il gol di Fortino, quinto gol personale e 9-2 per la Roma. Sì, poi ecco, 3 giocatori della Roma davanti alla porta, la palla che capita a Fortino, Sì, certo. che poi è nulla. Ma quella è anche calamita. Guarda qua, comunque i due che si cercano, Marcelinho che fa lo scavetto, poi ecco sfortunato qui Lauro. Marcelinho la liscia, capita a Fortino e poi e gol del 9-2 per la Roma. Dicevamo Italia che giocherà queste 2 partite con Malta, il 6 a Reggio Emilia e poi l'11 fuori casa alla Valletta. 2 partite importanti nel percorso delle qualificazioni all'Europeo degli Azzurri, che sono in testa al girone al pari della Bielorussia con 4 punti, dopo aver pareggiato a Catania proprio con i bielorussi e aver vinto una partita fondamentale 2-0 in casa della Finlandia. Adesso ha 2 partite sulla carta più abbordabili la squadra di Samperi, che sogna di presentarsi poi all'ultima finestra d'aprile di qualificazione, quando affronterà nuovamente Finlandia e Bielorussia, a 10 punti in classifica, approfittando poi del fatto che Finlandia e Bielorussia si scontrano tra di loro mentre l'Italia affronta Malta, e magari accumulare un pochino di vantaggio in classifica, ricordando che la prima va direttamente all'Europeo, mentre la seconda classificata, qualora rientri fra le migliori 8 dei 10 gironi, affronterà uno spareggio playoff per partecipare alla 13ª edizione dell'Europeo, che si giocherà l'anno prossimo in Lettonia e Lituania. sì, compito di Samperi a mio avviso, oltre che cercare di portare i risultati, portare anche un po' di entusiasmo, portare un po' di fiducia, perché non veniamo da un periodo proprio florido per quanto riguarda la nostra nazionale. Qualche difficoltà l'abbiamo avuta negli ultimi anni e insomma abbiamo bisogno che proprio per tutto il nostro movimento, che la nazionale possa tornare a fare dei risultati importanti. Bella parata di Lauro sulla giocata di Seferi, trovato da Isgro, suolata e conclusione da parte dell'inquadrato numero 17. Concede solamente calcio d'angolo Lauro. Sarà un mese super full per il futsal, perché oltre alla nazionale la settimana seguente ci sarà la Final 8 di Coppa Italia a Iesi nelle Marche. Per rimanere aggiornati basterà seguire i profili social della divisione calcio a 5. Mentre, se lo ripeto ancora, se volete farci qualche domanda siamo qui ad aspettarvi. Sono profilo Instagram Matteo Santi 5, fateci domande e vi rispondiamo in diretta. Gran bella giocata qua di Sgro e Dimas, e tanto È rimasto giù Massimo Abate in area di rigore, credo su un contatto, speriamo nulla di grave per il numero 10 del Sandro Abate. Va a sincerare delle sue condizioni la signora Martina Piccolo di Padova, uno dei nostri arbitri internazionali, diciamo oggi non particolarmente impegnata nel suo collega Mancuso. Qui rivediamo Abate, sente forse tirare, indica subito la panchina, adesso si va a accomodare. spero per lui, per la Sandra Abate, per la partita, che sia con modo anche a volte per ispirare Matteo quando si è in debito di ossigeno, e quando si è pochi si tende anche in questi episodi per cercare di recuperare un pochino le forze. Seferi, qui riceve e serve Anthony Sgro. Possesso palla prolungato della Roma, con Isgro che va a puntare botta nel centro del campo, imbucata per Dimas, non trovato. Sì, Sandra Abate che ha abbassato di tanto giustamente la linea difensiva per cercare di togliere spazio
questo è uno sport particolare, Matteo, approfitto ecco, di questa situazione anche per spiegarlo a chi non è proprio un esperto. Il nostro sport è uno sport particolare, quello che dico spesso è uno sport molto difficile da fare perché ci sono 10 giocatori in 800 metri quadri e lo spazio è poco, quindi per andarselo a prendere i giocatori molto spesso devono fare dei movimenti, dei contromovimenti, perché proprio per andarsi a prendere quel poco spazio si usa fare questo tipo di movimento, abbassando la linea difensiva ovviamente. Mentre arriva il gol di Pina, assist di Faiola, sicuramente è una nota molto positiva nella partita del Sandrabate. Segna Gabriel Pina il gol del 9-3 a 10:30 dalla fine della partita. Sì, una partita ecco da over, possiamo sì, dire decisamente sì. E quindi per finire il concetto, la Sandrabate forse poteva anche col senno di poi ovviamente pensarci un pochino prima, abbassare ancora di più la linea difensiva, perché comunque il risparmio delle forze è soggettivo, perché poi dipende dall'intensità con cui vai a mettere pressione, quindi molto spesso questo poi in realtà non è così, però tendi comunque a togliere spazio all'azione offensiva dell'avversario, cercando di metterlo un pochino in difficoltà. Ci arriva un'altra domanda dagli amici del futsal laziale, pagina Instagram molto seguita. Mentre Pina recupera palla, occhio che Anzini è nella zona di nessuno, credo abbia preso una pallonata al volto, ha rischiato tantissimo sia per un possibile fallo sia per attenzione ad Anzini che ha preso un colpo credo all'altezza della gola. Intervento dello staff medico della Roma, ha sembrato per un attimo senza fiato Anzini. E qua era anche una grande occasione, Matteo, perché Pina forse poteva fare qualcosina in più proprio per le sue qualità. Guarda, qui aveva spazio forse anche di suolare e saltare direttamente Anzini. Ha cercato il tiro diretto, è stato colpito alla bocca dello stomaco Anzini nettamente, quindi ecco il motivo di cui dicevamo prima, insomma, quel fiato corto che per un attimo ci ha fatto preoccupare. Si rialza però Pippo Anzini, nulla di grave fortunatamente per lui. Mentre dicevamo, ci hanno chiesto quali sono secondo noi i migliori under 21, diciamo più che 19 migliori in circolazione, oltre a Luca Cell del Petrarca che sta facendo veramente molto molto bene, e devo dire che per rapporto minuti giocati e gol è sicuramente una delle note positive di questa stagione per il futuro di questo sport. Mi sento di dire che in casa Roma non si va lontano dal trovare fra i migliori giocatori. Non a caso la Roma l'anno scorso ha vinto il triplete con l'Under 19, ha vinto tutto con la squadra sempre allenata da Reali, quindi se si va a pescare in casa giallorossa mi viene in mente un Ceccarelli della situazione, che è capitano della 19 e della nazionale italiana, non si va molto lontano dallo sbagliare. Ceccarelli che è un 2007 e che tra l'altro, Matteo, credo anche lo scorso anno abbia già esordito in Serie A, spesso è stato convocato e fa parte del roster della prima squadra. L'abbiamo detto, ci sono dei settori giovanili che sicuramente molto importanti, la Roma è uno di questi. Credo che insomma sono 2 anni che la squadra di Reali vinca, tra campionato, Supercoppa, Coppa Italia, tanti risultati importanti. Isgro, che anche se adesso insomma è uscito dall'età, però è stato un giocatore molto importante. Stasera stiamo vedendo Seferi, che insomma ce la sta mettendo tutta, un altro giocatore molto importante, ma ce ne sono tanti, quindi sì, ne sta mettendo in mostra, devo dire, bene anche il Sandrabate. Mi sento di dire Faiola e Santurelli su tutti, mentre Borolo, che è un altro di quei giovani interessanti che ha segnato anche uno dei gol della partita, va a recuperare palla. Borolo, che se non sbaglio venga dalla Fenice Venezia, correggimi, no, dall'Emilia Romagna. Questo è un quiz diventato. Questo è un quiz perché mi ricordo una Final 8 Under 19 e mi ricordo di averlo visto. Se non sbaglio il Corneto, vado a memoria, ma non vorrei dire boiate. Detto ciò, 8:50 alla fine della partita. Borolo proprio per Marceligno, che prova a calciare in scivolata, e Lauro va a chiudere
Giacomo ci chiede nel frattempo quante partite Sky trasmette a settimana della Serie A di futsal. Una settimana. Torneremo dopo la sosta per la nazionale a raccontarvi la Final 8 di Coppa Italia. E ricordiamo, la finale si giocherà domenica 23 a Iesi. Questa edizione della competizione più bella di tutte, come amano dire gli appassionati di questo sport. Beh, è un momento importante. Atletico Pressana, vedi, ce l'hanno scritto in diretta di Borolo. Atletico Pressana. Beh, ma questa sera i suoi abbiamo, compaesani di Cologna Veneta. Veneto, quindi Veneto. Bene, dov'è? Siamo scarsissimi in geografia. È vicino, anche, è vicino Venezia, anche dai, nella possiamo memoria. dire che comunque ci siamo andati E anche vicino. nella memoria. Pessimi veramente. Ecco proprio Borolo con Pinaci. Chiediamo scusa agli amici del Pressana, questi lapsus possono anche essere giustificati, dai. Palla bucata per Santurelli. Sì, non so quanto volontariamente, ma stava per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. No, partita che insomma sulla carta è chiusa, anche se una o due marcature potrebbero dare regalarci un finale insospettabile e inaspettato. Ma il pallone ce l'ha ancora la Roma. Un Biscossi che prende il centro del campo e va da Marceligno, prova a passare in mezzo a due, viene chiuso. Ancora Biscossi, testa alta, prova a girarsi. Spazio in campo per anche Fabio Pia Venezia con la maglia numero 9 del Sandrabate, cercato da Santurelli e non riesce ad andare dal suo compagno. Recupera la Roma, prova a spingere Borolo che preferisce ragionare e va da Avellino. A piccolo trotto l'entrata nell'attacco della Roma. Marsegno, Biscossi cerca l'assist e Borolo in qualche modo va a segnare. Arriva però il fallo, la spinta da parte del numero 15 su Vincenzo Botta. Non si tratta di gol, ma di calcio di punizione per il Sandrabate. Visto che parliamo, ecco, di giovani, possiamo spendere qualche parolina anche per Matteo Biscossi, ragazzo che è cresciuto tantissimo in questi anni, ha subito poi un infortunio importante, sì, che lo ha un pochino fermato, si sta rimettendo in corsa, però ecco, un ragazzo che ha veramente qualità tecniche, qualità fisiche, è cresciuto tanto, ha avuto la fortuna anche di giocare a livello internazionale, quindi insomma un altro giocatore su cui possiamo, ecco, puntare. Sei minuti e mezzo alla fine della partita e la panchina della Roma che osserva l'andamento del match senza grossi affanni, controllo assoluto della partita ai giallorossi. E poi ci dicono, questa nota anche culinaria, quest'oggi spaziamo, che Cologna Veneta, la città natale di Borolo, è la città del mandorlato, dove per eccellenza, dove è stato inventato il mandorlato, quindi, insomma, tanta roba. Vedi, si scoprono cose che magari non sapevamo, per ignoranza chiaramente. Marceligno prova a cercare il suo sinistro, ripartenza Sandrabate con Fabio Pio Venezia che calcia, trova una rimessa laterale. Diciamo si è vissuta una partita da ex abbastanza serena. Lucio Avellino che ha lasciato un grande ricordo, tante stagioni, quelle citate prima a Latina. Sicuramente la squadra più importante della sua carriera è stato in Italia il Sandrabate, che ha lasciato quest'estate per sposare il progetto giallorosso e alla Roma, insomma, ha avuto un impatto, devo dire, straordinario. Abbiamo detto 18 assist in stagione per lui, appena 2 gol, vuol dire essere entrato in 20 gol. Qui cerca un altro assist della sua stagione, Marceligno non lo premia, vuol dire essere entrato in 20 gol complessivi, è tanta roba. Ma è un giocatore che, ecco, lo abbiamo già sottolineato prima, oltre alle sue doti che sono quelle
anche di scaltrezza, di furbizia, ma doti veramente importanti dal punto di vista. Arriva l'autorete di Botta, non so se a segnare il gol a Biscossi. Beh, era praticamente quasi dentro. Comunque palla indirizzata. Magari lo rivediamo meglio dal replay. Sta di fatto che arriva il 10-3 della Roma a 5 dell'intervallo. Direi che forse la palla sarebbe entrata ugualmente e quindi assegnerei il gol a Matteo Biscossi. Assolutamente. Ora, tra l'altro, ecco, perché poi parliamo di numeri, questa è una partita che insomma ovviamente sposterà anche un minimo i numeri nelle marcature della Roma, che già erano importanti, perché se non ricordo male 70 gol fatti, quindi siamo arrivati ad 80, quasi il miglior, anzi no, il miglior attacco. Con questa sera diventerà il miglior attacco in questo momento della stagione della Serie A. Squadra che abbiamo sottolineato quanto abbia appunto facilità proprio di arrivare alla conclusione. Poi ecco, ci sono questi due signori qui che sono Marzeligno e Fortino, che ovviamente spostano gli equilibri da questo punto di vista. Comunque Luciano insomma è un giocatore importantissimo. Credo sia anche una coincidenza, una particolarità questo numero degli assist, perché poi è un giocatore che dà tantissimo dal punto di vista difensivo, quindi diciamo il lavoro sporco che tanti allenatori apprezzano nei propri giocatori. Seferi per la conclusione di Sgro, che incrocia ma calcia sul fondo. Nel frattempo ci sono arrivate una serie di segnalazioni che non avevo notato sull'errore che abbiamo fatto sulla società precedente di Borolo. Gli appassionati, gli aficionados del futsal sono attentissimi a questi errori, ce l'hanno prontezza e segnalato, ma credo che con la storia del Mandorlato ci siamo ampiamente riscattati. Ci seguono in tanti, vuol dire, dai, siamo contenti. Lo avevamo pure premesso che non eravamo certi della provenienza del ragazzo, che insomma è un ragazzo sicuramente importante, quindi anche perché parlavamo di settori giovanili. Tra l'altro ecco, insomma il Veneto è un'altra regione che molto importante, come il Lazio, come la Campania. Ci sono regioni che insomma danno qualche giocatore in più, perché sviluppano settori giovanili sicuramente con cui ci si lavora in maniera un po' più assidua. Isgro per Fortino, siamo in pienissimo garbage time, come direbbero nella pallacanestro d'oltreoceano, ovvero in quella fase di partita dove si fa un po' scorrere il tempo in attesa del suono della sirena finale, anche se comunque continuano anche in casa Sandra Bate a giocare almeno due big in campo, con accoppiati due under. Lo sguardo di Reali, io credo che attento comunque nonostante tutto. La Sandra Bate, per concludere il discorso su questa partita, che ha detto poco Matteo, diciamolo, lo avevamo preventivato, però poteva, secondo me, qualcosina in più poteva dirlo, perché è vero che la Sandra Bate è in oggettiva difficoltà numerica proprio per quanto riguarda gli assenti, squalificati e infortunati, però qualcosina poteva fare un po' di più il primo tempo, mettere in difficoltà la Roma, quantomeno non farla arrivare subito con quella facilità di punteggio sul 5-0, 4-0 dopo pochi minuti. Lì poi la partita veramente ha avuto pochissimo da dire. Nel frattempo ci scrive Carlo e ci chiede perché Merlime non era stato convocato, mentre c'è una bellissima giocata di Isgro che poi trova il modo di andare da Seferi, due volte Botta salva sulla riga, tre volte Seferi, alla fine arriva il gol del 17 a 2,5 dell'intervallo, fa 11 la Roma col gol di Besart Seferi. Dai, ce l'ha fatta, il gol è meritato perché l'aveva già sfiorato il primo tempo. Sottolineo una curiosità importante: probabilmente ci sono i suoi compagni di squadra della Under 19 in tribuna che hanno esultato insieme a lui. Questa è una cosa molto bella, molto importante. Bravo qui nel suolare, mettere il ritmo, il proprio corpo, calciare trovando il gol dell'11-3.
parlavamo di Merlim, non era stato presente, questa è una domanda che probabilmente dovreste fare più a Samperi che a noi, ma di fatto comunque aveva 2 giornate di squalifica da scontare, perché prese il rosso, un cartellino rosso in casa della Slovenia, una partita che l'Italia perse in maniera sanguinosa, con Merlim che saltò poi anche l'ultima partita contro la Spagna di quelle qualificazioni al mondiale, al quale l'Italia poi effettivamente non è andato, e adesso torna a vestire la maglia della nazionale. Dovesse far presenza nella prossima partita contro Malta, Merlim raggiungerà al secondo posto di presenze in nazionale Sergio Romano, salirebbe a 10 distanze dal già citato Marco Ercolessi, che troneggia a quota 137 lì nella classifica per numero di presenze con la maglia della nazionale, mentre Seferi vuole regalarsi la prima doppietta in Serie A, incrocia sul secondo palo e Botta chiude in marcatura su Rodolfo Fortino. Merlin, Matteo, possiamo dire che negli ultimi anni forse è stato il nostro giocatore Sì. simbolo, diciamo, sotto tutti i punti di vista. Poi hai sottolineato tu i numeri di questi ragazzi che sono, oltre che dei bravissimi giocatori, ragazzi che hanno meritato questi numeri, sono stati fortunati perché hanno diciamo, goduto anche di un momento dove le partite erano molto più numerose e dove c'è stata anche una politica della divisione, e quindi siamo contenti per loro. Ci sono giocatori secondo me anche più bravi che ne hanno fatte di meno, i numeri non sono tutti, però sottolineiamolo perché insomma questi ragazzi poi hanno dato tantissimo per la nostra nazionale, tra l'altro ottenendo dei risultati discretamente importanti, perché insomma hanno vinto un europeo, un terzo posto nel mondiale, quindi speriamo che la nostra nazionale possa tornare ad avere dei risultati come in precedenza. Marco, manca meno di un minuto dalla fine della partita, ti devo chiedere l'MVP, ma lo deciderò io questa volta. Lo vince Fortino perché ha fatto più gol di tutti gli altri, e quindi direi che questa volta sarà Robocop Rodolfo Fortino. Era molto facile, ti piace vincere facile come dice una pubblicità. Quelle difficili te le lascio a te per le prossime volte. Quindi, non trovato proprio Fortino da Ale Di Eugenio. Ultimi 30 secondi in una partita che vede la Roma vincere 11-3 sul Sandrabate, anche se c'è un ultimo tentativo da parte degli avellinesi con Santurelli. Grazie a questo risultato la Roma sale a 41 punti in classifica, aggancia al quarto posto nuovamente le Così di Genzano, a 2 punti dal primo posto, Matteo. A 4 punti al primo posto, difeso dalla Feldi Eboli. La Feldi Eboli. Sì, che a coda 45, a 44 c'è il Napoli, a 43 la Meta Catania, a 41 appunto verrà formata questa coppia tutta laziale fra Roma e Così di Genzano, mentre a 38 l'84, a 35 al Pomezia e a 31 rimane il Sandrabate per chiudere insomma quello che è il quadro della zona playoff, che vede la Roma risalire al quarto posto in classifica. Suona la sirena, vincono i giallorossi 11-3, il triplice fischio di Martina Piccolo. Si chiude così il posticipo della 21esima giornata di Serie A. Poco da dire su questa partita, l'abbiamo già commentato tante volte, ecco, possiamo solamente aggiungere, come dicevi tu, per la classifica, una Roma che comunque si fa sempre più sotto. Ripeto, la sensazione è che stia acquisendo anche una convinzione importante che la possa spingere poi appunto alla Final 8 di Coppa Italia, in un momento insomma psicologico, energie come si dice, energie nervose che siano positive. Vediamo quello che ci dirà. Inquadrato il miglior giocatore della partita, Rodolfo Fortino, capocannoniere del campionato, 5 gol per lui in questo 11-3 al Sandrabate per la Roma, il quinto successo consecutivo in campionato, sale così a -4 dal primo posto in classifica, una classifica che resta cortissima, in una regular season bellissima. Ora il campionato si ferma, c'è la nazionale, poi si tornerà a marzo, sempre tra 15 giorni, alla Final 8 di Coppa Italia.
in programma a Iesi. È tutto per questo Sky Match, mentre viene inquadrato Rodolfo Fortino, MVP della partita anche per Marco Angelini. Un saluto e un ringraziamento da parte di Matteo Santi.